Assessore Barbara Zilli oggi ha incontrato gli ex soci Copca e Coop Operaio, una rappresentanza, e ha dato la notizia che il fondo regionale che è stato istituito per dare sollievo a queste vittime di questi due crack sarà implementato di un ulteriore €1.000.000. Sì, è una decisione che abbiamo condiviso con il Presidente Fedriga. Nella prossima finanziaria per il 2020 c'è un'ulteriore dotazione di un milione sul fondo. Continuiamo quindi un percorso virtuoso che abbiamo iniziato in occasione della prima finanziaria della Giunta Fedriga. Siamo la prima regione a livello nazionale che identifica uno strumento di questo tipo, uno strumento che vuole essere assolutamente di aiuto sociale per tutte queste persone, come lei ha ricordato, che oggi quindi ha una dotazione di 5 milioni e mezzo e che confidiamo nel tempo possa ulteriormente essere implementato. Servirà una norma per distribuire le risorse. Sicuramente è già allo studio questa norma, continueremo in un rapporto costruttivo con le associazioni dei consumatori che rappresentano appunto le vittime dei due crack Coop a costruire in modo migliore questa norma per renderla il più aderente alle esigenze dei cittadini stessi. Avvocato Barbara Puschiasis, oggi l'assessore Zilli ha comunicato l'incremento nel fondo regionale di €1.000.000. Come valuta questa notizia? Assolutamente è un segnale positivo, è un segnale positivo anche l'incontro di oggi, che appunto è un primo incontro che apre una collaborazione, un dialogo che chiaramente i soci sia di Copca che di Cooperative Operaie Triestine insomma auspicavano, quindi è stato importante un confronto anche schietto su tanti aspetti che restavano ancora senza risposte. Il fatto di poter quindi programmare successivi incontri e di poter iniziare a lavorare su proposte per la scrittura della norma che dovrà andare a disciplinare il fondo, insomma, sicuramente dà sollievo alle vittime che ancora ad oggi stanno aspettando purtroppo i loro soldi sia dalle procedure concorsuali sia da altre vie, quindi sicuramente insomma un bel segnale.